all'interno del Padiglione Italia della settimana Emilia Romagna ho incontrato un amico, ma soprattutto il presidente di Conapi, Giorgio Baracani, col quale abbiamo scambiato alcune parole, ma soprattutto mi ha spiegato un pochettino il mondo dell'apicoltura in genere e anche l'importanza, diciamo, come dico io, in modo semplice ed elementare, dalla cassetta fino al laboratorio per la certificazione del prodotto, che il nostro sicuramente è un prodotto di qualità. Dico sicuramente perché lascio dire al presidente di Conapi veramente le caratteristiche del nostro prodotto, che è sicuramente un'eccellenza italiana nel mondo. Sì, il nostro miele è un'eccellenza innanzitutto per quello che rappresenta il nostro paese. Il nostro paese, diciamo, è un tripudio di biodiversità. Noi abbiamo dei climi che vanno da climi freddi, o perlomeno erano freddi, della zona più prossima alle Alpi, ai climi molto caldi del sud della Sicilia. Questo fa sì che possiamo avere dei mieli tipici dei paesi più continentali, tipo miele di acacia, miele di castagno, ai mieli invece più caratteristici dei climi caldi, tipo miele d'arancio e i mieli d'eucalipto. E in mezzo a queste due estremità, diciamo, c'è un mondo di mieli. E, oltre ad avere tanti mieli, è stato fatto un lavoro proprio per caratterizzarli e per differenziarli, e quindi un grande lavoro anche sulla qualità. E questo, insomma, nel mondo ci contraddistingue proprio per la tipologia dei nostri mieli. Non parliamo più di miele da tanti anni, ma parliamo di mieli. Qui da Osaka quindi è iniziato chiacchierando probabilmente un percorso dove cercheremo di rendere in sinergia la CNA e Conapi, perché sono due mondi che sicuramente sono paralleli, ma possono in alcuni momenti sicuramente essere uno a supporto dell'altro. Quindi ci vediamo in Italia, da Osaka ci vediamo in Italia, e in Italia cercheremo di capire quali potranno essere opportunità per le nostre imprese. Viva l'Italia!